Era stato sospeso perché non si era vaccinato, come previsto invece in questa delicata fase della pandemia. Eppure aveva continuato a esercitare la professione come se niente fosse, fino a quando è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Bassano. Nei guai è finito un fisioterapista al quale è stato sequestrato l'ambulatorio nel quale riceveva i pazienti. L'operazione delle Fiamme Gialle è scattata nell'ambito di più ampi controlli rispetto a chi esercita professioni sanitarie e a operatori di interesse sanitario che sono stati sospesi dai rispettivi ordini professionali in quanto non vaccinati. Le attività di osservazione, controllo, pedinamento e l'acquisizione anche di altre sommarie informazioni nei confronti dei clienti che si recavano presso il centro di fisioterapia hanno permesso di rilevare che il professionista esercitava in modo abusivo la propria professione, in quanto era sospeso per non essersi sottoposto all'obbligo vaccinale. L'attività investigativa è stata condotta tramite osservazioni, controlli e pedinamenti, ma anche con le informazioni fornite dai clienti, che hanno permesso di cogliere in flagranza il fisioterapista mentre praticava un trattamento di riabilitazione respiratoria a un paziente. A fine di reiterare la condotta accertata, ha permesso di sottoporre a sequestro preventivo la porzione di immobile dove lui esercitava l'attività di professionista, nonché il lettino che utilizzava. Le Fiamme Gialle ricordano l'importanza di segnalare casi simili. Si invita i cittadini, la popolazione a segnalare alle autorità competenti eventuali anomalie da parte di professionisti, ma di qualsiasi soggetto che possa esercitare delle attività illecite.